È accusato di aver lanciato la compagna giù dal cavalcavia autostradale inscenando un suicidio. Poi, stretto dalle contraddizioni, ha dovuto ritrattare quanto raccontato inizialmente di fronte alla polizia e al magistrato. L'ennesimo femminicidio che scuote il padovano dopo la morte di Giulia Cecchettin si è consumato a Vigonza, al confine con la provincia di Venezia. Giada Zanola, 33 anni, è stata ammazzata. Il compagno Andrea Favero, di 38 anni, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Al vaglio anche la premeditazione. La coppia ha un figlio di 3 anni. La svolta rispetto a quello che inizialmente appariva come un suicidio arriva mercoledì pomeriggio, mentre il fermo è delle 2 di ieri notte, firmato dal sostituto procuratore Giorgio Falcone dopo le evidenze investigative della mobile della polizia coordinata dal dirigente Carlo Pagano. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 31 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'ennesimo femminicidio. La nuova tragedia che si è consumata nel nostro paese, nella nostra regione in Veneto e precisamente nel Padovano, a Vigonza. La notizia è su tutti i quotidiani locali di oggi. Vediamo alcuni titoli. Giada uccisa, arrestato il compagno, clamorosa svolta, non è stato suicidio, sotto accusa Andrea Favero, appunto il compagno. Qui siamo sui quotidiani del gruppo NEM. Per ore si pensava al gesto volontario. Nella notte tra martedì e mercoledì verso le 3:30 arrivano le prime chiamate al 113, segnalano il corpo di una donna in autostrada. I primi riscontri investigativi fanno propendere per un suicidio. È il compagno Andrea Favero a dire agli agenti che Giada Zanola aveva tentato altre volte di togliersi la vita. Dai filmati però arrivano i primi dubbi. A metà pomeriggio di mercoledì la polizia acquisisce filmati di 3 telecamere. In uno di questi, ripreso da una telecamera ai piedi del cavalcavia, si vede una macchina sopra il cavalcavia che scende e torna indietro. Sono le 3:30 e il traffico è inesistente. Andrea Favero, che inizialmente ha raccontato di essersi svegliato e di non aver visto la compagna, è costretto a ritrattare per le contestazioni relative ai passaggi della sua auto. È uscito dalla villetta di Via Prati e ha inseguito la moglie per riportarla a casa. Sono arrivati al cavalcavia e dice di non ricordare più nulla. Scatta così il fermo. Questa la ricostruzione dei fatti sui quotidiani del gruppo NEM. Vediamo altri titoli sempre sullo stesso giornale, dove gli articoli sono di Carlo Bellotto, Laura Berlinghieri, Edoardo Fioretto e Mitia Chiarin. E allora i titoli: temo che mi avveleni, il matrimonio saltato e le paure di Giada. I due si dovevano sposare, avevano organizzato tutto, poi le nozze cancellate, le analogie col delitto Cecchettin, il lavoro a Vigonovo, il papagino e i 2 fratelli. Favero ha raccontato nell'interrogatorio che lei lo minacciava e non gli avrebbe più fatto vedere il bambino. Nel cortile di casa della coppia ci sono i giochi del piccolo, nel giardino sono rimasti i loro 2 cani. Poi le parole di chi li conosceva, la madre dice: mio figlio era innamorato, un'amica, ho visto le foto con i lividi sul corpo di lei, litigavano tutti i giorni, per lui era un'ossessione. E ci sono già i primi commenti sulla vicenda. La comunità dice basta, questa sera un corteo a Padova contro i femminicidi. La scorsa settimana a Vigonza ha inaugurato lo sportello per denunciare violenze. Il sindaco Gianmaria Boscaro: siamo tutti basiti, saremo vicini al figlioletto. I vicini raccontano di una relazione tesa. Il figlio chiamava la mamma in lacrime. La confinante della coppia: ho portato io i fiori sul cavalcavia, le calle erano i suoi preferiti. Vigonovo, altra ferita, Giada come Giulia, non arrendiamoci. Nel paese dei Cecchettin si fatica ad accettare il dolore che ritorna. La famiglia, serve un cambiamento culturale, ma non arriva mai. E ci sono i commenti politici anche. Zaia dice: vietato abituarsi. Il PD incalza. L'esponente del PD Vanessa Camani rilancia la proposta di un osservatorio regionale. E infine sui quotidiani del gruppo NEM c'è un altro articolo che fa il punto sui precedenti casi di femminicidio. Veneto, in 5 anni 50 vittime, 10 all'anno in media, quindi la lista è infinita di madri, mogli, figlie, sorelle, vicine di casa, morte e ammazzate, finite a colpi di pistola, martellate, massacrate di botte e date alle fiamme. Questo è il titolo dei quotidiani del gruppo NEM.
La maggior parte dei delitti è stata commessa fra le mura di casa. Lo scorso anno a Spinea, Lilia Patraniel, madre di un bambino, fu uccisa a coltellate dal convivente. Sono pochi i casi in cui l'assassino si è tolto la vita dopo aver ucciso, leggiamo anche. Vediamo rapidamente gli altri giornali, partendo dal Corriere del Veneto. Giada uccisa perché voleva essere libera, il giallo di Vigonza. Per la procura nessun suicidio, gettata dal cavalcavia dal compagno. Le liti per le nozze annullate, lui dice non ricordo. E poi il Gazzettino, caduta dal cavalcavia, uccisa perché voleva lasciare il compagno. Non era un suicidio, Giada Zanola aveva 33 anni, lascia un bimbo di 3. Il convivente Andrea Favero di 39 anni, arrestato all'alba per omicidio. Anche qui i commenti di Zaia, del presidente della regione, quarto femminicidio in pochi mesi, è inaccettabile. E poi ancora il racconto, Giada dalle pizze di famiglia alle nozze annullate, era così piena di vita, la descrivono gli amici, chi la conosceva, le gite al mare, i cani, il look rosso contro la violenza sulle donne, il fratello Daniel, qualche lite ma non ci aveva mai detto cose gravi, la vicina Bertilla magari si è caricata di un'emotività difficile. E Vigo Novo è ancora al centro del dolore, dopo Giulia, cose che mettono i brividi. Altri commenti, Martina Semenzato di Coraggio Italia, riflettere sul rischio di una normalizzazione dei comportamenti violenti. Andrea Martella del PD, una tragedia che deve indurre Ist in società a non lasciare sole le donne. Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra dice Giada è vittima della paura degli uomini, della libertà femminile. Insomma, l'ennesimo femminicidio in Veneto. Le indagini naturalmente sono ancora aperte. Vedremo come proseguirà la vicenda. Nel frattempo, questa sera a Padova alle 7, la passeggiata arrabbiata femminista contro la violenza sulle donne. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che arriva da Venezia. La troviamo sulle pagine del Gazzettino, ad esempio, in primo piano. Venezia, tassa d'imbarco, stop del Consiglio di Stato, lo scontro sul tributo. Ma vediamo di che si tratta. È stato accolto il ricorso della SAVE, la società che gestisce l'aeroporto Marco Polo. Per i giudici il contributo non era sufficientemente motivato. Secondo il comune si tratta di risorse che non entreranno più, sarebbero servite a pagare servizi ai cittadini. Stiamo parlando della tassa di imbarco, quindi quella tassa da 2,50 € che da quando è stata introdotta qualche mese fa doveva essere pagata da ogni passeggero in arrivo a l'aeroporto di Venezia Marco Polo o anche in partenza naturalmente. Si trattava di un addizionale di 2,50 € per i passeggeri in partenza da Tessera, scrive infatti Alberto Francesco sul Gazzettino di oggi. Un balzello introdotto in parallelo al ticket d'accesso a Venezia. Si tratta naturalmente di due tasse completamente diverse. In questo caso il TAR ha accolto il ricorso che era stato proposto dalla società che gestisce l'aeroporto e quindi ha fermato la tassa di imbarco. Vediamo la notizia sul Corriere del Veneto. Venezia, i giudici bocciano la tassa di imbarco. Marchi, presidente di Save, dice era una gabella senza senso, è stata fatta giustizia. Il comune di Venezia perde così 10 milioni l'anno. Brugnaro, Save chiede di aumentare le imposte ai veneziani, non lo farò. Marchi ribatte al sindaco di Venezia, dice il comune si è indebitato per fare lo stadio e il palazzetto e poi chiede i soldi ai passeggeri dell'aeroporto. Ma insomma il TAR ha messo il punto su questa vicenda. Vediamo le tappe di questa tassa d'imbarco che è nata un anno fa. Dal 30 maggio dello scorso anno nel comune di Venezia era entrata in vigore una norma che tassava con 2,50 € i passeggeri che arrivavano all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Fin da subito Save, insieme alle compagnie aeree, si è opposta alla nuova tassa con inevitabili tensioni acuite dai ricorsi. Secondo Save la tassa ha creato un danno di almeno 25 milioni di euro al PIL veneto. Il comune contava di poter immettere nelle casse pubbliche 10 milioni di euro che però le compagnie aeree non hanno mai versato in attesa che i giudici si esprimessero. Tassa bocciata dai giudici perché non è stata ben motivata, insisteva su milioni di persone che a Venezia c'erano solo per prendere l'aereo e copriva i debiti sul bosco dello sport. L'articolo sul Corriere del Veneto è di Alberto Zorzi.
titolo sui quotidiani del gruppo NEM invece è questo: tassa d'imbarco, lo stop del Consiglio di Stato, imposta da annullare. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Save, è sproporzionata e incide su cittadini che non sono residenti a Venezia. La sentenza quindi è del Consiglio di Stato. Il provvedimento contestato, un sovrapprezzo di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza, era stata introdotta con una delibera di Cafarsetti del 23 dicembre 2022. L'addizionale IRPEF sarebbe stata probabilmente più coerente. Sui quotidiani del gruppo NEM l'articolo è di Giorgio Barbieri. Ma andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima riguarda le elezioni europee, la troviamo sul Corriere del Veneto. Alle europee votate per chi è per l'integrazione, la diocesi si schiera e fa infuriare la Lega. È successo a Padova. La leghista Francesca Scatto, su tutte le furie, dichiara: la politica non si fa nelle chiese. Plauso invece del Partito Democratico. Ma vediamo la vicenda. Il Consiglio pastorale della diocesi di Padova ha condiviso una nota appello al voto per le prossime elezioni europee, che è stato poi pubblicato sui bollettini parrocchiali. Nel documento si ricorda il contributo di tanti cattolici alla fondazione dell'Unione Europea e i valori fondanti, tra cui accoglienza e integrazione. Un appello che non è piaciuto alla Lega in Veneto, che sottolinea come non spetti alla Chiesa fare politica. Il caso. E l'ultima notizia di oggi riguarda invece la sanità. Approvato il piano regionale per tagliare le liste d'attesa, il via libera in quinta commissione del Consiglio regionale, la commissione sanità appunto. L'assessora Lanzarin dichiara visite ed esami tempi più stretti rispetto al resto d'Italia. Contraria però l'opposizione. Il PD parla di un'occasione mancata e Elena Stanel del Veneto che vogliamo ritiene poco coraggioso il piano regionale sulle liste d'attesa appunto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.